Sindaco, la sagra della Miscatella è un appuntamento atteso dalla gente di Santa Elisabetta. Sì, anche quest'anno nell'ambito delle iniziative e degli eventi programmati per il cartellone dell'estate sabettese abbiamo messo in evidenza, come ogni anno del resto, la sagra della Miscatella. Quest'anno giunge alla settima edizione, abbiamo voluto presentarla, a dir la verità, in una forma rinnovata. Perché rinnovata? Perché all'interno della classica e rituale sagra abbiamo inserito anche un concorso coinvolgendo anche le massaie, le persone della cittadina, con un apporto proprio, realizzando loro e confezionando un prodotto regolamentato per apportare un innesto di novità in qualche modo. Oltre a questo abbiamo cercato anche di coinvolgere, diciamo, in qualche modo le nostre presenze artigianali, un artigianato locale che è abbastanza diffuso e abbastanza apprezzato in provincia, che troverà anche modo di esporre le proprie produzioni, le proprie capacità produttive. Sindaco, la miscata è un prodotto tipico dell'Agrigentino, ma quella di Santa Elisabetta, per meritare una sagra, cos'ha di particolare? È stata riscoperta, dicevo, circa un decennio fa. È una peculiarità locale, tutti ricordiamo questo prodotto, questo manufatto in qualche modo, per la originalità della composizione, per la naturalità degli ingredienti e per la particolarità e consuetudine che in qualche modo nella città riveste. La gastronomia comunque si configura come un punto cardine dell'economia siciliana. Ecco, voi credete fermamente che possa essere un momento di rilancio economico? Senz'altro lo può essere. Il nostro è una piccola realtà vocata per lo più all'agricoltura, alla pastorizia. Ancora sono vive nel nostro tessuto produttivo circa 15 attività agropastorali. Di queste attività pastorali, tutte in produzione, noi riusciamo anche a valorizzarne anche la produzione. Vedrete anche tra gli stendi dei produttori di formaggio, non in questa stagione, ma anche di ricotta e di prodotti lattiero-caseari, che si sono ben affermati anche nell'intorno agrigentino e che riscuotono grande apprezzamento. Un gran lavoro per l'organizzazione di questa sagra, che comunque è molto partecipata. Sì, un gran lavoro, è una impegnativissima fase di preparazione. Sono due le associazioni che hanno curato l'organizzazione di tutto questo. Siamo alla settima edizione della Sagra della Miscatella, che è uno dei nostri prodotti tipici locali. Le associazioni che hanno curato l'organizzazione dell'iniziativa sono Santa Elisabetta in Movimento e le Giubbe d'Italia, assieme al comune di Santa Elisabetta naturalmente. Ma c'è una ricetta? Come si prepara una miscatella? Allora, la miscatella si prepara stendendo la pasta, facendola diventare quasi a spoglia, e poi riempendo la stessa pasta di diversi ingredienti. Possiamo scegliere di farla di due tipi, infatti questa sera nella degustazione è prevista la miscatella con le verdure e quella con la carne. Assieme a questi due ingredienti base in genere si aggiungono le cipolle, le olive e le patate. Questa pasta spianata e riempita viene poi arrotolata a forma di spirale o a forma rettangolare, possiamo farla, e tagliata ed infornata.